Cari telespettatori, rieccoci insieme, ben ritornato, con grande piacere abbiamo qui in studio il Presidente di Confcommercio Veneto, consigliere nazionale Massimo Zanon. Grazie Presidente di essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito. Sul pezzo perché in prime pagine del Corriere in modo particolare viene trattato un tema che vi sta crucciando, in realtà sono diverse le questioni. E sono di estrema attualità, voi ne avete parlato anche in modo approfondito in una conferenza di presentazione ieri, ma in realtà la cosa è freschissima e nasce dalla legge finanziaria, di bilancio, di stabilità, come si vuol chiamare, no? Che vi lascia perplessi e basiti. Che cosa è successo nelle pieghe della normativa che è uscita? La situazione che ha creato il primo salto sulla sedia da parte nostra è stata legata a un provvedimento che nasce per dare una mano al mondo dell'agricoltura che nella piccola produzione deve trovare la forza dell'economia di famiglia o di impresa, e noi da questo punto di vista non è che andiamo contro quel tipo di mondo che consideriamo tra l'altro strategico e decisamente una delle chicche che l'Italia può avere. Dove andiamo a protestare è rispetto alle norme che in qualche modo vengono calate in una logica di settore, mentre oggi l'Italia, che è un tutt'uno, dovrebbe essere rivista per essere migliorata da un punto di vista della competitività anche per le piccole e medie imprese, che poi sono la stragrande maggioranza del Paese, dovrebbe essere rivista in una funzione di una competizione più leggera nel sopportare i costi, non nelle differenze invece che si fa all'interno del stesso mercato. Da sempre il Presidente Sangalli dice un qualcosa che diventa spontaneo per tutti: stesse regole, stesso mercato. E allora noi su questo, che continuiamo a farlo diventare quasi come un mantra, ci troviamo di fronte ogni tanto a delle fuoriuscite che possono essere sicuramente una risposta positiva per chi le riceve, ma che vanno, la prima cosa che ci dà veramente fastidio è che vanno a creare confusione verso il consumatore. Perché il consumatore di fronte allo stesso prodotto, trovando due prezzi diversi... Spieghiamolo bene, che cos'è... Adesso lo spieghiamo bene. Che così capisco. Di fronte allo stesso prezzo un consumatore, quando vede prezzi che sono fortemente diversi, pensa che o uno fa il furbo e non è serio, o l'altro invece sta facendo un'azione di scorrettezza. Noi pensiamo invece che in un mercato serio, dove in qualche modo la competizione viene già data tra grandi e piccoli e tra formule innovative, perché oggi arrivati ormai al digitale anche per fare la spesa, non c'è dubbio che non stiamo più parlando del Medioevo, stiamo parlando del 2019, e per noi la competizione deve nascere a parità di regole, a parità di norme. Cosa ha fatto il nostro amico sottosegretario veneto all'agricoltura? Ha rimesso all'interno delle varie scelte di questa mega legge, dove quindi c'entra di tutto, la possibilità che una piccola azienda agricola che coltiva qualche prodotto possa venderne altri coltivati da altri. A questo punto noi pensiamo che quando uno vende un prodotto di qualsiasi altro, anche se è simile al suo, è un commercio e deve dotarsi delle stesse regole. Quindi l'azienda agricola che prima poteva vendere tutta la sua produzione, ha sempre potuto vendere, eccetera, sì. Adesso vende prodotti sempre però agricoli, sempre... Potrebbe vendere tranquillamente. Cioè il miele, non produce miele, però può vendere il miele dell'azienda agricola vicina. Ecco, sempre però con un regime che è tipicamente legato al mondo agricolo, che da sempre... Quindi agevolazione. È un mondo che rispetto a chi fa commercio tradizionale ha tutta una serie di obblighi diversi e di impegni diversi, per cui la stessa esigenza ed esistenza di non far sparire l'agricoltura ha fatto sì che negli anni sia stata cercata in qualche modo una formula per favorire il mantenere l'uso dei terreni non in senso massivo ma specifico, perché è chiaro che uno che ha 2 ettari per portare a casa un minimo di mantenimento della famiglia deve produrre un qualcosa che in qualche modo può metterlo a reddito il migliore possibile. Ma se tutta questa situazione qua viene vista solamente con l'occhio dell'agricoltura, se lei parla con qualsiasi coltivatore diretto dice: noi di questo non è che ne facciamo un grandissimo business, esattamente siamo consapevoli che un favore a quel mondo e un occhio particolare bisogna sempre averlo, ma bisogna stare attenti di non andare a penalizzare un altro mondo che invece ha sempre più giri di vite,
Basta pensare all'ultima cosa che ci ha messo la fattura elettronica, dopo ne parleremo in che modo porta approfondito. sempre di più anche la piccola impresa ad essere costretta a un numero incredibile di fatiche in termini di operazioni e di adempimenti che alla fine comportano un costo, e non solo un costo economico, anche un costo fisico, per cui c'è il problema che si va sempre a sovrapporre del cambio generazionale, c'è il problema di chi è arrivato a una certa età ma non ancora in età da pensione, e c'è l'altro problema che non è indifferente, che se uno non riesce ad avere un minimo di reddito chiude, e chiudendo dove le zone che da sempre vengono prima di tutte sguarnite sono le zone delle periferie. Ecco, lei dice questo provvedimento in modo particolare lo vedete come gravoso. Vero è anche che però il consumatore deve andare in questa azienda agricola, quindi deve fare uno spostamento, deve fare una scelta anche di campo di un certo tipo, e poi si tratta sempre di prodotti agricoli, non potrà vendere altre categorie merceologiche se non quelle di aziende agricole, altrimenti penso anche che si possa prendere la denuncia, o insaccati se non sono di un certo tipo artigianale. Allora, al di là che in che termini in Italia i controlli sono assolutamente considerati solo sulla carta, e poi quando avvengono per fare un po' di dimostrazione di tipo quindi pubblicità. voi temete un po' di abusi? No, noi siamo consapevoli di quello che già esiste. Nel mondo oggi, se guardiamo specifico, c'è già il mondo dell'agriturismo che dovrebbe avere delle regole che nessuno poi rispetta, o solamente in pochi, sì, a quei pochi garantiamo un'assoluta coerenza di scelta di vita. L'obiettivo su cui noi stiamo tentando in tutti i modi di dialogare con chi amministra questo Paese, e attenzione, non è un problema di questo governo, è un governo questo che si è trovato per esempio la fattura elettronica già bella confezionata, ma la politica, la tendenza ormai degli ultimi 5 o 6 governi in questo Paese è di prendere quello che decide l'Europa e di farlo diventare nella norma più restrittiva l'obbligo per tutti, dove questo deve essere un obbligo. E questo va contestato in maniera fortissima, prima perché nessun paese d'Europa è così oberato come siamo noi in Italia sulle norme che vengono stabilite là. Seconda cosa che l'altro che ci fa spesse volte arrabbiare è quella legata al fatto che non si vuole capire che c'è un tessuto in Italia fondamentalmente da sempre caratteristica unica di questo paese, per come è fatto in maniera morfologica, in maniera geografica, lungo, stretto, con molte montagne e poche aree completamente di forte abitazione da cittadini, da una popolazione che possa dire qui siamo qualche migliaio, in realtà abbiamo moltissimi comuni con qualche centinaio di abitanti. Su questa nostra battaglia, diciamo, si può ragionare anche per stabilire dei cuscinetti, delle logiche dove una figura di impresa non possa essere ragionata come fossimo tutti delle multinazionali. Che non sono dei vantaggi, sono solo togliere degli oneri, vuol dire avere un po' di elasticità e un po' di economia che rimane all'azienda, e quindi l'azienda continua. Esatto, altrimenti c'è una moria. Abbiamo dei numeri preoccupanti, vorrei chiedere alla regia se cortesemente rimette in onda il messaggio che era appena uscito. Comunque i numeri preoccupanti sono che c'è una perdita in un anno, 839 negozi al dettaglio sono morti, quindi questo non è cosa da poco. Ogni cosa è fatta per spillare denaro dal tesoro, l'ultimo che ci è rimasto, il risparmio di noi italiani, solo per quello, e favorire le grosse imprese a scapito di quelle piccole. Le grosse imprese, la maggior parte, sono estere, chi comanda non sono i politici ma il sistema finanziario globale. Nel caso nostro possiamo sottoscrivere questa parte di pensiero aggiungendo un aspetto: forse non è solamente la parte dell'economia che comanda questo Paese, ma è una burocrazia che ottusa fa un lavoro non seguendo quelle che poi potrebbero essere invece le indicazioni reali del Paese dove si vive, dove in qualche modo si ha lo scambio tra i vari mondi, perché se si è quadrati e non si esce mai da quel posto che può essere una scrivania piuttosto che un palazzo dove si fanno non si entra le a contatto con la realtà. sì, e basterebbe anche girare un po' per l'Europa, insomma. Non è che noi siamo isolati, ma veniamo scelti per essere dei casi limite e un po'
di esperienze le abbiamo fatte negli anni, vorremmo capire se si può evitare di continuare a commettere tutti questi errori. Ecco, volevo chiederle relativamente a questo primo provvedimento, dopo ne parliamo anche di altre situazioni, questo provvedimento che vi vede penalizzati in modo particolare alcune categorie del commercio, che posizione prende Confcommercio? Cosa pensate di fare o se c'è un'alternativa al riguardo? Allora, su questa norma legata a una liberalizzazione, diciamo, di una parte di vincolo che poteva essere quello tra chi conduce un'attività commerciale tradizionale e chi invece fa altro, sicuramente da parte nostra a livello nazionale verrà tentata una mediazione, una forza come la nostra che va sul tavolo del Ministero a cercare di far capire che se da una parte il provvedimento ha una logica intelligente, dall'altra parte però si hanno dimenticato delle... Perché noi non è che lo facciamo perché vogliamo essere sofisticati, siamo obbligati a seguire determinate norme, basta pensare che chi lavora nel campo del commercio ha un contratto di lavoro legato al commercio che è decisamente più impegnativo rispetto al contratto di chi lavora nel mondo agricolo. Chi deve tenere in piedi un'azienda grande o piccola che sia, perché su questo viene colpito anche la grossa e la media distribuzione, non è che la può fare mettendosi su un posto qualsiasi, ha bisogno di avere strutture determinatamente adeguate con tutte le sicurezze, con tutti gli obblighi di legge. Quindi il costo di un prodotto comprato da una parte piuttosto comprato da un'altra non nasce solo sul prodotto, nasce anche su una serie di cose che sono il valore aggiunto e anche la sicurezza. Allora io non dico che la sicurezza presa in un'azienda dove la produzione viene fatta sia diversa da un'altra, mi va benissimo, immagino che sia esattamente mantenuto lo stesso criterio. Il problema è che uno ha una struttura, le altre strutture che possono essere di una flessibilità diversa, di obblighi diversi, decisamente non possono trovarsi in contrasto perché è una linea di concetto. Perché oggi parliamo sull'agricoltura, se parliamo sul mondo dell'etere è la stessa cosa, perché chi è che oggi sta facendo grandi redditi in Italia e li porta fuori? Tutti quelli che stanno lavorando nel digitale e che hanno sede all'estero. Come le grandi multinazionali che lavorano sul mercato nostro, ma la marginalità se la tengono all'estero. È inutile che corriamo dietro all'evasione fiscale di uno che ha dimenticato un pacchetto di caramelle. Quello lì. Ecco, qui c'è l'altra grande questione, si allaccia all'altro tema che poi magari potremo accennare della proposta delle chiusure domenicali, festive, rivedere un po' il sistema, se ne era parlato, poi è stato un po' accantonato, vedremo quando ritorna un po' in auge la questione. Però voi vi vedete comunque con, da un lato, dei vantaggi richiesti dagli operatori del settore della categoria di avere un attimo di tregua in certe giornate, però dall'altro la concorrenza del web e delle grandi catene, questo è un dato di fatto. Che posizione avete adesso a riguardo? Dopo un po' di tempo che si è ragionato sul problema, un secondo solo che leggo anche il messaggio. La burocrazia nuoce a tutte le imprese, ma pensate, nuoce più alle piccole, quelle che non possono permettersi costi aggiuntivi di personale, PC eccetera. Questo non è fatto a caso in un paese dove le piccole imprese sono la maggior parte del tessuto. Malafede. È quello che si diceva prima. Non è immaginabile che un'azienda comunque deve nascere per rimanere piccola, perché la scelta che è stata... dovrebbe ingrandire. No, dovrebbe essere un qualcosa che nasce e che poi ha uno sviluppo, per cui su alcune cose dobbiamo necessariamente oggi competere con quelle che sono le innovazioni. Un computer oggi chi lo rifiuta vuol dire che non vuol fare impresa, vuol fare altro, ma nello stesso tempo non è che ne dobbiamo avere 28 perché siamo diventati tutti come fossimo il centro studi spaziale della NASA. L'obiettivo deve essere di un equilibrio, fare impresa è una cosa volontaria, chi lo vuol fare sa che deve accettare anche di competere con gli altri e se vuoi competere in qualche modo, però non siamo né multinazionali, siamo piccole e medie imprese e alcune volte invece le scelte che vengono fatte a priori sarebbero più adatte a chi ha in organizzazioni piuttosto complesse e piuttosto grosse. Se si vuole, parte da presupposti diversi. D'altra parte è facile fare una scelta di campo perché è meno dispendioso, se si vuole portare tutti a un livello standard altissimo si fa morire molti altri. Questo non è da noi accettato, anche perché da sempre
chi fa impresa non ha nessun ammortizzatore sociale. È proprio in questi mesi che si sta parlando di molte cose che potrebbero essere innovative rispetto a chi è più debole. Non c'è dubbio che quando un'impresa piccola chiude, quella debolezza di quella persona, di quella famiglia, di quel nucleo familiare che si trova a dover ritrovarsi un lavoro, non c'è nessuno che da quel punto di vista lì ha garanzie di essere aiutato, per il semplice motivo che da noi questo non è mai, mica abbiamo cassa integrazione o abbiamo sussidi di nessun genere. Da quando le licenze sono state, diciamo così, liberalizzate, ma questo valeva per chi aveva un negozio di un certo, o un'attività di un certo pregio, chi abitava in periferia non aveva nessun valore già 20 anni fa, 30 anni fa, non erano rese di posizione, era un po' l'avviamento che serviva a garantire uno che se ne andava a fare un altro tipo di magari la pensione. Oggi su queste storie qua noi sappiamo che siamo stati sollecitati ad abbandonare rendite di qualsiasi genere, ma le dobbiamo anche denunciare come un'esigenza che non la possiamo con il sorriso sulle labbra accettare qualsiasi scelta politica, tanto noi alla fine le prendiamo e stiamo zitti. Almeno il coraggio di dire con onestà intellettuale che su alcune cose dobbiamo recuperare per essere più coerenti e coscienti con quelli che siamo il paese, non le singole aziende. Poi torniamo su questi temi, parliamo anche dei saldi, di altro ancora, di concorrenza, eccetera, e un po' capire se, date la mano, c'è ancora crisi del settore oppure no, come si stanno muovendo i consumi interni. Pubblicità, pochi secondi.